Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, buon lunedì dell'Angelo, buona Pasquetta. Siamo in diretta anche oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Faremo un giro del Veneto per raccontarvi questa giornata di festa tra usi, costumi, arte, storia, diversi i collegamenti con il territorio. Ci collegheremo anche con l'associazione Trevisani nel mondo, che in questi giorni per questo ponte pasquale si trova in Rio Grande do Sul in Brasile, dove sapete c'è stata una forte emigrazione dal Veneto. Insomma, vi racconteremo questa giornata a 360 gradi, ma come sempre prima ci sono i fatti di cronaca, ed è stato un ponte per certi versi tragico. Ieri pomeriggio uno schianto mortale lungo la strada statale 14, siamo nei pressi dell'aeroporto Marco Polo di Venezia a Tessera. A perdere la vita è stato Kevin Erizzo, mestrino di 27 anni che rientrava dal litorale iesolano in sella alla sua motocicletta. Lo schianto verso le 15, la due ruote procedeva in direzione Mestre, il furgone nell'altra. Gli accertamenti sono stati immediati, ma le indagini, va detto, sono ancora in corso. Se ne stanno occupando gli uomini della polizia locale di Venezia, che ieri sera erano ancora sul posto. Il mestrino era molto conosciuto, questa la foto di Kevin Erizzo. Tra l'altro ieri c'è stato un altro incidente molto grave, ancora tutto in evoluzione a Motta di Livenza, dove ci collegheremo fra poco con il nostro Lucio Zanato. Questo lo scontro frontale tra due mezzi, ad avere la peggio un bimbo di soli 2 anni che si trova in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova. Il papà di 38 anni di Carlo è stato trasportato nel pomeriggio di ieri all'ospedale di Oderzo, ma anche qui fra poco ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato, quindi chiedo anche alla regia, non appena Lucio sarà collegato, di sentirlo e di capire un po' la dinamica di questo incidente. Il bambino è gravissimo, siamo in contatto con l'azienda ospedaliera di Padova. Lo vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio. A proposito di sicurezza stradale e non solo, il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Buongiorno comandante, buona Pasquetta. Buongiorno a voi e tanti auguri. Ecco, una giornata che per gli operatori dell'emergenza, per le forze dell'ordine, è una giornata di lavoro normale, anzi per certi versi straordinario, perché ovviamente i flussi sono in costante aumento e aumenteranno anche nel corso della giornata. Che cosa ci può dire dal suo osservatorio? Sì, per quanto riguarda la città di Treviso, devo dire che è una Pasquetta sicuramente di lavoro intenso per il comando di polizia locale e naturalmente anche per tutte le altre forze di polizia. Ricordo che oggi c'è l'ultima giornata ecologica, quindi con la chiusura del centro da questa mattina alle 8 fino alle 18 di questa sera. Per cui ben 10 agenti sia stamattina che oggi pomeriggio sono ai varchi della città per far rispettare l'ordinanza di chiusura. Ovviamente potranno transitare i residenti e potranno transitare gli invalidi che esibiscono il pass. Non solo giornata ecologica, ma anche una tradizionale corsa, la cosiddetta corsa di Vovi, che si è svolta e che sta terminando proprio in questi minuti nel quartiere di Selvana, con oltre 1 migliaio di partecipanti. Anche in questo caso il comando di polizia locale ha presidiato tutte le vie interessate dalla corsa con una decina di agenti, quindi ancora una volta il comando impegnato in prima linea assieme alle altre forze di polizia per mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico in città. Comandante, ci può dare qualche numero di questa Pasqua trevigiana? Nelle scorse settimane avevamo registrato un vero e proprio assalto con punte di 150.000 presenze. Che cosa ci può dire? Sì, diciamo che il boom effettivamente è stato registrato la settimana scorsa tra sabato e domenica, quando i lettori targhe hanno registrato l'ingresso
di oltre 150.000 persone. Diciamo che questo fine settimana, sabato e domenica, è stato un po' sottotono, anche perché il tempo ha influenzato sicuramente la presenza in città. Sappiamo che sabato pomeriggio in centro a Treviso ha piovuto, quindi anche il numero di ragazzini che solitamente vengono oltre i 1.000-1.500, registriamo a volte masse di ragazzini che vengono in città, non si sono visti. Per cui è stato un sabato pomeriggio all'insegna della tranquillità e una domenica, devo dire, di Pasqua altrettanto tranquilla. Anche qui il tempo incerto ha influenzato sicuramente la presenza, però le pattuglie che erano a presidio della città hanno potuto verificare parcheggi comunque completi e locali pieni di gente che consumavano il pranzo pasquale. Oggi ovviamente ci aspettiamo un gran ritorno della gente in città, aiutata naturalmente anche da questa bellissima giornata di sole. Devo dire che peraltro il traffico verso Jesolo, quindi verso Treviso Mare, è molto intenso, quindi sicuramente molti cercheranno qualche posteggio, qualche posto a Jesolo per farsi una bella camminata. Questo lo possiamo confermare anche noi, e tra l'altro fra poco ci collegheremo con il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Senta comandante, le chiedo di pazientare 2 minuti perché ho collegato da Motta di Livenza il nostro Lucio Zanato per l'incidente di ieri pomeriggio, questo bimbo grave di 2 anni in terapia intensiva pediatrica a Padova. Lucio, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, buongiorno anche al comandante Gallo che mi sta ascoltando. Gli consiglio di mettere una telecamera come stiamo facendo noi lungo la strada, perché tutti pensano che sia un autovelox, in effetti appena arrivano dove noi abbiamo la postazione stanno rallentando in maniera considerevole. Al di là di questo, questa è una strada trafficatissima come potete vedere, e qui alle 15 di ieri pomeriggio c'è stato un frontale tra 2 auto, una Renault e una Punto. La Renault, condotta da un 29enne, stava andando sostanzialmente verso Oderzo, e quindi da Portogallo verso Oderzo, direzione quindi alle mie spalle, mentre una Punto condotta da un 47enne stava risalendo verso Caorle. All'interno della Punto c'era questo bambino di 2 anni, inizialmente si pensava che ne avesse 4, solo che l'impatto frontale immediato, per causa ancora da cercare di capire, insomma, perché i rilievi anche che vedete qui sul posto, intanto abbiamo il nostro Francesco Cerone che vi fa vedere le immagini che abbiamo girato qualche minuto fa, sì, non danno alito a nessun altro tipo di pensiero, perché non c'è stato un sorpasso, probabilmente potrebbe esserci stata una disattenzione o un piccolo malore. Fatto sta che c'è stato questo frontale tremendo, e su questo colpo, su questo frontale, tutti, diciamo così, i partecipanti hanno risentito particolarmente questo bambino di 2 anni, che pare sia stato rianimato sul posto e poi condotto immediatamente all'ospedale di Padova, dove si trova in condizioni assolutamente critiche. Meno gravi e non certamente pericolo di vita il papà, che è stato ricoverato in ospedale Oderzo, ancora meno gravi invece le condizioni del 29enne. Qui, come ripeto, la strada è trafficatissima, anche questa giornata di Pasquetta vede molte persone al volante. Come sempre, quando capitano queste cose, la raccomandazione è di guidare con la massima attenzione, cosa che non abbiamo visto oggi mentre giravamo per la provincia di Treviso. Se hai domande, Lucio, se no restituisco la linea allo studio. Ti ringrazio, grazie davvero per questi aggiornamenti, come sempre in diretta. Buon lavoro Lucio Zanato. Comandante Gallo, noi continuiamo a raccontare episodi di questo tipo sulle nostre strade. So che diventa difficile sempre commentare perché ogni storia a sé, lo diciamo sempre, ma voi cosa state facendo da questo punto di vista in queste ore? Cosa farete nelle prossime ore in vista del rientro di cui parlava prima? Guardi, se posso dare una notizia così positiva, anche in controtendenza rispetto a questi gravi fatti che si registrano tutti i giorni, è che nella giornata di sabato e di domenica all'interno del territorio di Treviso, della città di Treviso, non si sono verificati incidenti. Quindi un po' in controtendenza vorremmo dare sempre queste notizie e non ascoltare invece i tragici fatti che sentiamo anche oggi. Peraltro nella giornata invece di venerdì, precedente alla vigilia della Pasqua, in città si sono registrati ben 6 incidenti solo nel pomeriggio di venerdì. Questo a dimostrazione che purtroppo la disattenzione è all'ordine del giorno, e quindi il comando di polizia locale, come peraltro tutte le altre forze di polizia, presiderà le strade, soprattutto le direttrici
che vanno verso il mare e che provengono dal mare con dei posti di controllo al fine di verificare che i conducenti siano alla guida in condizioni perfette, quindi senza aver bevuto, senza aver assunto sostanze particolari. Quindi automobilisti avvisati e mezzi salvati, questo mi pare di capire appunto dalle sue parole, comandante. Senta Gallo, io la porto adesso a Oppeano, dove nella notte di Pasqua, tra sabato e domenica, c'è stata una tragedia, l'ennesima in monopattino. È morto un giovane di 15 anni, avrebbe compiuto 16 anni fra 3 giorni, si chiama Samuele Brognara. Il giovane appunto si trovava a Oppeano quando un ragazzo alla guida di una Peugeot, un ragazzo originario di Bovolone, lo ha travolto. Il ragazzino si trovava in monopattino e non ce l'ha fatta. L'impatto è stato terribile, sul posto sono arrivati i soccorritori, il suo M118, ma per Samuele non c'era già più nulla da fare. Dal 2020 a oggi si sono contate in tutta Italia 27 vittime di incidenti in monopattino, tra cui una proprio sul territorio comunale di Treviso, ne abbiamo parlato più di una volta. Da questo punto di vista, comandante, che cosa ci può dire? Perché in queste ore si sta sentendo non solo in provincia di Verona, ma in generale una stretta sui monopattini, qualcosa già c'è stato. Cosa ci può dire a riguardo? Ma guardi, io quando intervengo sul problema di monopattini ribadisco sempre un concetto, che il problema non è il mezzo, il monopattino di per sé stesso, che è un mezzo comunque facile da usare, ecologico, ma è chi lo guida che non utilizza le norme. Di solito ovviamente non stiamo facendo il processo di intenzione a nessuno, però solitamente chi guida i monopattini guida senza sapere quelle che sono le regole basi per guidare un monopattino stesso. Per cui non facciamo il processo al monopattino, è un mezzo che se utilizzato bene può essere molto utile, però dobbiamo rispettare le regole del codice della strada. Il monopattino è equiparato a una sorta di bicicletta, però spesso purtroppo vediamo che viene utilizzato in modo improprio e in modo molto molto pericoloso. Per cui l'organo di polizia che effettuerà i rilevi di legge effettivamente verificherà se ci sono delle responsabilità. Usiamo bene il monopattino perché può essere un mezzo molto importante e molto utile. Questo, comandante, sul fronte della sicurezza stradale, mentre su quello della prevenzione del fenomeno dei furti? Guardi, sul fenomeno dei furti ovviamente il comando è impegnato come le altre forze di polizia a fare molta prevenzione. Noi facciamo e continuiamo a fare tutte le sere, soprattutto nei quartieri e dove sappiamo che ci possono essere zone soprattutto buie, quindi anche con l'utilizzo del nostro drone con la termocamera, continuiamo a fare servizi proprio di prevenzione e cercare di intercettare quei veicoli anche segnalati dai cittadini stessi che possono girare all'interno dei quartieri senza particolari motivi. Quindi il comando non si ferma anche di fronte alla fine del periodo invernale, che sappiamo essere il periodo dove si registrano la maggior parte dei furti nelle abitazioni, quindi continuiamo questo presidio del territorio in modo capillare, soprattutto nei quartieri. Comandante, grazie davvero, buona Pasquetta, ma vedo che sarà una Pasquetta di lavoro anche per lei e per il suo corpo. Grazie Andrea Gallo, comandante della Polizia Locale di Treviso. Noi fra poco ci collegheremo anche con Alex Barattin, capodelegazione del Soccorso Alpino delle Dolomiti Bellunesi. Facciamo anche il punto di quello che sta succedendo in montagna. Anche gli uomini del Soccorso Alpino sono sempre in prima linea, mobilitati per la sicurezza di turisti ed escursionisti, ma appunto qualche secondo, qualche minuto e ci collegheremo con Alex Barattin. Io ritornerei alla cronaca e vi mostrerei queste immagini, questo incendio che è divampato a Motta di Livenza, che potrebbe avere una matrice dolosa. L'incendio è scoppiato nella notte di Pasqua, poco prima dell'1, al centro di raccolta di rifiuti di Via Lazio. Il rogo ha riguardato alcuni cumuli di materiale in fase di lavorazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita,
ferita sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, in rinforzo squadre da Treviso e San Donà con 4 autopompe, 2 autobotti, il carro schiuma e 20 operatori coordinati dal caposervizio. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme a un cumulo di 70 tonnellate che è stato spento per poi essere bonificato. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e, come vi ho detto, non si esclude il dolo. Sul posto il personale dell'ARPAV, le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo parecchie ore e i risultati definitivi dell'ARPAV arriveranno nelle prossime ore. Vi porto adesso sul lago di Garda per un incidente nautico che si è registrato nel porto di Bardolino nella giornata di ieri, nel primo pomeriggio alle 14:30. La motonave Baldo, per cause ancora sconosciute, in fase di ormeggio ha impattato violentemente contro la banchina della Navigarda, distruggendo parte del pontile e del muro di confine, come vedete peraltro dalle immagini. Nell'urto 3 persone, 2 adulti e un bambino sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari giunti sul posto. Il traghetto dopo l'urto, seppur danneggiato a prua, ha ripreso la navigazione mentre il pontile è stato chiuso al pubblico. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Bardolino per mettere in sicurezza il sito e recuperare i detriti finiti nelle acque del lago. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso con l'ausilio dell'autogru dei vigili del fuoco arrivata dalla centrale di Verona. In corso di verifica da parte dei carabinieri e della Guardia Costiera le cause che hanno determinato l'incidente. Così dunque sul lago di Garda a Bardolino nella giornata di ieri. Non so se riusciamo a collegarci con Alex Barattin, vedo che le prove sono in corso, lo faremo ovviamente nei prossimi minuti. Allora facciamo così, chiedo anche alla regia di Francesco Ceron e Tony Paul, andiamo per qualche istante in pubblicità, poi Belluno, Venezia e comincia il nostro viaggio attraverso i territori per raccontarvi questa Pasquetta 2023. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo lunedì dell'Angelo a Nord-Est. Siamo in attesa di collegarci con il capodelegazione del soccorso alpino delle Dolomiti Bellunesi per fare un po' il punto di questo ponte pasquale nelle terre alte, ma intanto vi do questa notizia che stanno riportando un po' tutti i siti online. Questo è il Gazzettino.it. L'ambulanza con un bambino deve raggiungere d'urgenza l'ospedale Maxi Staffetta della Polizia Stradale per la scorta. Si tratta di un bambino che proviene dalla Slovenia, che è stato male e che deve raggiungere per tutta una serie di ragioni l'ospedale di Bergamo. La Polizia Stradale ha fatto in queste ore la staffetta per scortarlo attraverso le strade e le autostrade di tutto il nord-est. Esserci sempre il motto della Polizia di Stato italiana, che ancora una volta si è distinta per l'emergenza che ieri sera è appunto scattata al valico di Sant'Andrea di Gorizia e poi appunto un'emergenza che è continuata per diverse ore. In prima linea, in questo caso, in prima fila la Polizia di Stato. Allora, siamo in attesa sempre di collegarci con Barattin, ma anche con Lorenzo Maier da Venezia, ma mi chiede la linea Anna De Roberto da Padova, perché appunto vi dicevo questo viaggio attraverso le tradizioni del nord-est tra fede, cultura, storia, arte. Buongiorno e buon lunedì dell'Angelo, Anna. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Nel giorno di Pasquetta noi abbiamo scelto di collegarci qui dal piazzale del Santo, la Basilica del Santo alle nostre spalle, perché come potete vedere sono tantissimi pellegrini che anche oggi hanno scelto una Pasquetta religiosa. La messa è iniziata già a partire da questa mattina alle 6:15 e le celebrazioni si susseguiranno di ora in ora, andranno avanti fino alle 8:30 della sera. Ma siamo in compagnia di Nicola Rossi, confesercenti di Padova,
Padova per fare in qualche modo un po' un bilancio, perché la città del Santo è stata letteralmente presa d'assalto in questi giorni di Pasqua. Ci sono, pensate, oltre 70.000 prenotazioni per il pranzo di Pasquetta sui Colli Euganei, ma anche la città insomma vede veramente tanta gente, tanti turisti. Si è speso in questa Pasqua. Sì, diciamo che tutte le previsioni sono state colte fortunatamente bene, diciamo il tutto esaurito finalmente lo stiamo cominciando a rivedere, è un dato positivo, una Pasqua che aspettavamo, abbiamo un esaurito completo nei alberghi, abbiamo esaurito nella distribuzione alimentare, abbiamo l'esaurito nei ristoranti, food, insomma è una risposta forte e non sono solo i padovani a rispondere, ma turisti che arrivano da tutta Italia. Noi vi abbiamo raccontato in questi giorni delle prenotazioni del pranzo pasquale, ma anche insomma della coda sotto il Salone Storico di Padova per acquistare l'agnello, per acquistare i prodotti per le tavole pasquali, e nonostante i rincari che di fatto ci sono stati, comunque la gente non ha rinunciato a vivere queste festività. Sì, è verissimo, nessuno ha rinunciato, anzi devo dire che forse quest'anno è un anno record da questo punto di vista, per cui diciamo che è una Pasqua che dà dei segnali eccezionalmente buoni anche in vista della prossima estate. Estate importante, se pensiamo alla Padova, città d'arte, che risposta turistica riusciremo ad avere con un incremento economico interessante. E siamo in una fase ugualmente interessante, perché proprio a Padova si inizia a ragionare su una sorta di pedonalizzazione, una piazza Insurrezione che è insomma il cuore del centro di Padova pedonale. Sì. Ecco, come presidente di Confesercenti, qual è la vostra posizione in merito? Allora, noi siamo sempre stati per le pedonalizzazioni, come dire, razionali. Siamo stati quelli che hanno chiesto la pedonalizzazione di via Roma, 8 febbraio, è stato un successo, perché se pensiamo da via Cavour, cioè da Prato della Valle, fino all'asse delle piazze, è un flusso ininterrotto di visitatori, di gente, e questo ha premiato una pedonalizzazione importante. Via San Fermo, ora bisogna che completiamo il circuito di via San Fermo, è interessata la parte alta di via San Fermo, è interessata via Dante. Piazza Insurrezione, perché no? Anche andremo a completare. Certo che bisogna dare una risposta concreta in merito ai parcheggi. La Prandina a sto punto diventa come dire, fondamentale e determinante in una scelta importante per la città. Infatti questo è uno dei temi, no? Dei temi davvero in discussione sui tavoli di Palazzo Moroni. Insomma, comunque, riassumendo, oggi nel giorno di Pasquetta possiamo dire che l'inflazione non ha spaventato i padovani. Sì, per fortuna l'inflazione che sta calando non ha spaventato i padovani, assolutamente. Insomma, ecco, da queste belle immagini con i pellegrini alle nostre spalle che continuano ad entrare e uscire dalla Basilica del Santo, e queste belle notizie che vi possiamo dare, io restituisco la linea. Ancora buona Pasquetta a tutti voi. Grazie Nicola Rossi per essere stato in nostra compagnia. Noi restituiamo la linea. Grazie davvero Anna De Roberto e Cristian Roque Alende per la parte tecnica. Così dunque a Padova. Adesso ci colleghiamo invece con il bellunese, con il capodelegazione del soccorso alpino delle Dolomiti Bellunesi, Alex Barattina. Buongiorno Barattina. Buongiorno a voi e buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, buona Pasquetta a lei e a tutti gli uomini e le donne del soccorso alpino che appunto lavorano e operano anche in queste giornate di festa, soprattutto in queste giornate di festa. Come procede? Diciamo che la situazione è tranquilla, c'è molta gente in montagna, ma attualmente va tutto bene e speriamo vada bene anche per tutta la giornata. Volevo fare un ringraziamento a tutti i nostri che comunque si dedicano a questa attività e rimangono in servizio anche durante queste giornate di festa, a loro e alle loro famiglie naturalmente. E normalmente in questi casi, nei giorni di festa, di quante persone operative o potenzialmente operative parliamo? Noi nel territorio regionale siamo 28 stazioni, abbiamo 3 reperibili per ogni stazione a 24-365 giorni. Poi a necessità intervengono le 15, le 20, le 50 persone, dipende poi dall'evento nel quale siamo chiamati a intervenire, no? Quindi al bisogno si fa intervenire tutto il personale volontario disponibile sul territorio. Criticità particolari mi pare in questi 2 giorni non ci sono state al momento.
ci sono stati degli interventi, soprattutto nella zona di Cortina, ma nulla di grave. No, al momento la situazione, come dicevamo prima, è abbastanza tranquilla. Chiediamo comunque di fare attenzione, specialmente al primo mattino, perché il terreno è ancora ghiacciato e quindi le escursioni vanno fatte sempre con buona cognizione di causa. Bisogna avere una buona calzatura e sapere affrontare il sentiero sempre con la massima attenzione. Le temperature sono particolarmente fresche in questa Pasqua 2023. Questo cosa comporta Barattin in quota? C'è ancora neve? Nei giorni scorsi ne è arrivata? Com'è la situazione? Sono arrivate qualche sporadiche nevicate nella parte alta, sopra i 2000 metri, 1500-2000 metri, dipende poi se è la fascia prealpina o la fascia dolomitica. Poca neve, c'è stato un po' di vento, qualche accumulo, comunque la neve attualmente abbiamo un grado di pericolo 1, quindi la neve è abbastanza assestata e quindi anche le gite sono molto favorevoli. Bisogna fare attenzione al ghiaccio che comunque è presente, specialmente al primo mattino, e l'evoluzione soprattutto che ha il manto durante la giornata, quindi primo mattino lo troviamo molto duro, molto ghiacciato e poi fa l'effetto firma nella seconda parte della mattinata fino ad arrivare poi al primo pomeriggio, che magari si fa fatica anche a camminare sopra la neve perché si sprofonda. Quindi in questo preciso momento dell'anno il problema principale è quello del manto, della presenza di ghiaccio che si scioglie sostanzialmente. Sì, esatto, bisogna avere una buona calzatura, le catenelle classiche che usate per camminare sui sentieri la mattina presto vanno bene, occhio che non vanno bene per affrontare un sentiero di montagna, bisogna avere dell'attrezzatura adeguata. Questo mi sento di dire perché spesso vengono usate in modo improprio, quindi vanno usate sulle strade silvopastorali e laddove intendete fare un sentiero di montagna bisogna avere un rampone da montagna, da alpinismo. E senta Barattin, noi molto spesso, lei in particolare, lancia appelli alla responsabilità. C'è troppo fai da te, l'anno scorso in particolare, per chi affronta la montagna. C'è un'inversione di tendenza o che cosa vede? C'è ancora irresponsabilità, perché voi su questo siete impegnati, ci sono delle campagne ad hoc, servono? No, sicuramente servono e sicuramente gli utenti hanno più consapevolezza dell'affrontare la montagna. C'è tantissima gente che viene a trovare sulle nostre bellissime montagne e vallate, quindi gioco forza può capitare che ci sia anche l'accadimento, l'infortunio di poco conto che si può trasformare anche in qualcosa di più pericoloso laddove si rimane in quota e non si ha l'attrezzatura, però vediamo che comunque c'è una buona consapevolezza di chi ci viene a trovare. Le chiedo in ultimissima battuta un'opinione, Barattin. In questi giorni quanto successo in Trentino ha fatto molto discutere, quel runner ucciso da un orso. Si parla poi della presenza del lupo, esemplari in aumento su tutto l'arco alpino. Le chiedo, bisogna fare più attenzione? Secondo lei è necessario arrivare ad un contenimento di questi esemplari? Qual è la strada? La convivenza è sempre un qualcosa che va tarato nei minimi dettagli. Sicuramente l'animale, nel caso specifico non abbiamo i dettagli, però sicuramente si è sentito in pericolo, sa per quale motivo, e quindi ha probabilmente attaccato la persona. Generalmente fuggono e se ne vanno via, come i lupi, no? Quando ti vedono, comunque io li ho incontrati un paio di volte personalmente e se ne vanno via. Poi se si trovano in una postazione che hanno i piccoli e si sentono attaccati probabilmente reagiscono, ma è sempre una reazione a qualcosa che non è programmata, no? Quindi sicuramente ridurre il numero riduce di fatto la possibilità di incontrarli, quello potrebbe essere una cosa saggia. Quindi diciamo una riduzione di questi esemplari potrebbe essere una via, allo stesso tempo anche studiare per l'appunto una forma di convivenza, quindi entrambe le strade mi pare di capire. Sì, secondo la mia opinione personale naturalmente, anche perché non sono esperto del settore, però l'esperienza mi fa dire che comunque frequentando l'ambiente montano e quindi poco antropizzato sicuramente si può avere l'incontro con questi tipi di animali che vediamo ultimamente che si avvicinano anche al territorio antropizzato, vuol dire che sono veramente tanti e stanno aumentando in modo non gestito tanto bene.
Grazie Alex Barattin, grazie e buon lavoro a lei e a tutte le donne e gli uomini del soccorso alpino. Buona giornata. A Pasqua ancora. Grazie. A presto, arrivederci Barattin. Dalla montagna bellunese alla laguna veneta a Venezia con il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Cristian, a te e ai nostri telespettatori e buona Pasqua e Pasquetta. A te caro Lorenzo, che Pasqua è questa del 2023 a Venezia? A livello nazionale si sta parlando di un assalto alla città, corrisponde al vero? Certamente sì, Venezia è tornata, l'abbiamo detto più volte in queste settimane, ma lo ribadiamo ancora più oggi e nei giorni scorsi, è tornata ai livelli pre-Covid, non solo per quanto riguarda l'assalto di turisti e di persone che in queste ore stanno visitando la città, approfittando oggi per esempio che ci sono alcuni musei aperti ovviamente per le festività, ma è tornata ai livelli pre-Covid anche perché non ci sono le restrizioni che già lo scorso anno erano di molto allentate, ma comunque c'era ancora un po' il pericolo del Covid che era nell'aria in qualche misura, anche per quanto riguarda per esempio i collegamenti, i mezzi di trasporto, le linee, si è tornati ad un sistema, ad un piano che è quello a prima della pandemia. Gli alberghi, i ristoranti, come abbiamo detto in queste ore, sono pieni, esauriti. C'è qualche esercente che dice che ovviamente si potrebbe fare di più, che in città potrebbe arrivare una quota di turismo che sia più alto spendente, che magari i turisti che si sono visti in queste ore in Piazza San Marco, almeno non tutti, magari arrivano e non spendono molto. Comunque il dato vero è che la città è ripartita e il sole di oggi, poi rispetto magari anche alle temperature di ieri, è incoraggiante per la gita fuori porta, non solo per i turisti americani o per gli stranieri, ma anche per gli italiani, anche direi specialmente la giornata di oggi per i veneti che magari arrivano qui nelle isole minori della laguna, possiamo dire Sant'Erasmo piuttosto che Pellestrina, per percorrere una giornata diversa dal solito e una giornata di Pasquetta con una classica gita fuori porta in salsa veneziana. Assolutamente. È sicuramente una giornata che è l'avvio di quella stagione, anche questo assalto turistico. Segna un po' l'avvio della stagione primaverile estiva, è un banco di prova. Se sei d'accordo Lorenzo, farei sentire un tuo servizio realizzato nelle scorse ore dove proprio gli albergatori veneziani fanno il punto. Ecco il servizio di Lorenzo. Una Pasqua così a Venezia non si vedeva da parecchi anni. La città è presa d'assalto anche grazie al ritorno in laguna dei turisti americani. Le previsioni degli albergatori, come sentiamo dalle parole del direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa, sono dolci e ottime. E Pasqua apre le danze anche di un periodo di aprile e maggio da altissimo livello. Abbiamo una previsione sul sabato-domenica del quasi tutto esaurito e sicuramente un tasso di occupazione molto alto anche per Pasquetta. Non è soltanto la festività che porta i turisti a Venezia, ma è anche il fatto che Venezia continua ormai da mesi a essere una destinazione molto gettonata dai flussi turistici internazionali. Non sono solo gli italiani che vengono, anche se sicuramente sono aumentati rispetto al passato, ma sono anche i turisti internazionali che sono tornati, a cominciare dagli statunitensi, e quindi una previsione positiva che si estende però anche al mese successivo, perché per il periodo tra il 16 e il 21 di maggio sarà difficilissimo trovare stanze, perché ormai sono tutte prenotate dalle delegazioni e dai turisti che vogliono partecipare all'inaugurazione della Biennale. Insomma, dopo mesi difficili, dall'acqua alta eccezionale del novembre 2019 alla pandemia, a Venezia sembra essere finalmente tornato il sereno e un buon vento in poppa. Ci troviamo di fronte a una situazione assolutamente positiva, i prezzi sufficientemente elevati, tali da consentire
il pagamento non soltanto della bolletta energetica aumentata del 600%, ma anche la possibilità di reggere il passo col tasso di inflazione elevatissimo e quindi con l'aumento dei costi per gli albergatori. E quindi un futuro che per il momento si preannuncia roseo e speriamo possa mantenersi grazie alle belle manifestazioni. Voglio segnalare il Salone Nautico organizzato dal nostro sindaco e quindi speriamo possa continuare anche nei prossimi mesi. Questa è la fotografia degli albergatori veneziani, una fotografia raccolta dal nostro Lorenzo che è con noi, Lorenzo Maier. Questo per quanto attiene, Lorenzo, il profano, c'è poi il sacro, l'aspetto spirituale e di fede. Ieri Antena 3 ha trasmesso in diretta alle 10 la messa solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco, ovviamente officiata dal patriarca Francesco Moraglia. Francesco Moraglia che ha lanciato diversi messaggi, Lorenzo. Sì, assolutamente sì. Anzitutto il patriarca ha aperto la sua omelia ricordando il delicato momento internazionale, quindi ha detto siamo in una Pasqua che non è una Pasqua semplice, che è un momento difficile, e ha parlato delle relazioni internazionali e ha rivolto un pensiero ovviamente di pace, un auspicio di pace rispetto alla guerra che purtroppo si sta ancora consumando in Ucraina e che, come sappiamo, non è stata una guerra lampo così come era stata presentata inizialmente, perché sta purtroppo proseguendo da oltre un anno. E la seconda parte, il cuore dell'omelia del patriarca, si è ovviamente soffermato, non poteva essere altrimenti vista la festa religiosa di Pasqua, al messaggio della Pasqua, quindi della risurrezione come la risurrezione di Gesù come un momento che porta fiducia e speranza a tutta l'umanità, e si è diciamo così un po' a sorpresa anche soffermato molto sul ruolo delle donne che hanno avuto nel passo del Vangelo che era stato letto, cioè che l'annuncio della risurrezione è stato affidato proprio alle donne che si trovano di fronte a un sepolcro vuoto, e ha quindi parlato anche del ruolo, del valore della donna, le donne che sono state le uniche, diciamo, a non tradire sotto la croce di Gesù, mentre gli uomini lo hanno fatto, quindi anche questo un passaggio fondamentale su cui peraltro il patriarca si era già dedicato più volte, per esempio anche durante la Messa della Salute aveva così valorizzato la figura femminile come ruolo cardine nella società. Come curiosità rispetto a una ripresa, una ripartenza di Venezia, capitale del mondo, posso anche aggiungere, Cristian, che ieri durante la liturgia alcune parti, per esempio le preghiere dei fedeli e alcune parti della messa, sono state, per esempio anche la seconda lettura, sono state recitate e proclamate in più lingue, proprio perché c'erano molti turisti e tutte le lingue del mondo, possiamo dire, o quasi tutte, erano presenti in Basilica, e negli anni scorsi ovviamente per le restrizioni non era stato necessario proclamare la messa, anche alcune parti della messa in lingua, per esempio inglese, spagnolo, tedesco, lingue che ieri sono tornate in Basilica. Sono ritornate. A conferma appunto della vocazione internazionale di Venezia e anche del suo patriarcato. Grazie Lorenzo Maier per questa tua preziosa corrispondenza da Venezia, ancora tanti auguri e buon lavoro. Grazie al nostro Lorenzo Maier. E noi risaliamo in montagna, perché appunto è un gran tour quello che vi proponiamo oggi, giorno di Pasquetta, attraverso le bellezze del Veneto, perché mi chiede la linea la nostra Tiziana Bolognani, che si trova nel cuore del capoluogo dolomitico con un ospite molto importante che ci illustrerà tante cose riguardanti la città di Belluno. Tiziana, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ancora auguri dalla Piazza del Duomo di Belluno. Assieme a me Marco Perale, che oltre che a essere un collega giornalista è anche storico, è stato assessore alla cultura del comune di Belluno ed è presidente dell'associazione internazionale Dino Buzzati. A Marco Perale, che è un profondo conoscitore della nostra città, chiediamo qualcosa che possa stuzzicare i potenziali visitatori di Belluno in queste giornate di festa. I turisti arrivano qui in Piazza del Duomo dalla scala mobile che collega la città, il centro storico, al grande parcheggio. Che cosa si trovano davanti? Piazza Duomo è il posto giusto perché c'è proprio questo contrasto tra la modernità e la novità anche tecnologica di una scala come la scala mobile, il grande parcheggio che ha liberato in parte il centro storico dalle macchine, e un'area come questa con soprattutto il Palazzo dei Rettori e l'antico Castello del Vescovo, poi Auditorium, che confidiamo che entro pochi mesi, pochi anni riapra finalmente, ma è uno dei centri pulsanti. Poi c'è il Duomo, che è altrettanto ricco di storia fin dai tempi del tardo impero romano, e contiene una serie di cose, sia quadri straordinari, sia la cripta con i quadri e tutto il resto, le reliquie. Ma visto che siamo in tempo pasquale, la cosa più curiosa, e per chi ci crede è molto interessante, è la Sacra Spina, una reliquia che è arrivata a Belluno dopo un grande incendio della cattedrale quattrocentesca nel 1471, e da quel momento in poi tutti i venerdì santo viene portata in processione per la città dai vescovi, e è proprio, secondo la tradizione, una delle Sacre Spine che hanno rivestito la testa di Gesù Cristo in l'ultimo venerdì santo. E nonostante, anche superando l'indagine storica, nel senso che ci sono circa 700 in Europa di Sacre Spine, però via via c'è una scaletta tecnico-storica che ha cercato di capire, al di là delle letture più facili, quali fossero vere. Insomma, ce ne sono 19 che hanno una serie di eventi particolari o una storia particolare, e la nostra è una delle 19, quindi è quasi credibile anche per i laici. Detto questo, ovviamente siamo a Belluno, quindi la cosa più bellissima, più fondamentale che tutti devono andare a vedere almeno una volta, ogni veneto quantomeno, è il Palazzo Fulcis, con il nuovo museo finalmente riordinato in un palazzo che è straordinario tecnicamente, perché è un contenitore che come cornice merita già da solo, è come il museo di Carezzonico a Venezia, è un palazzo straordinario con arredi straordinari e che in più contiene quella che è l'arte di un millennio di bellunesità. E in questo caso appunto abbiamo le due cose: il Palazzo Fulcis con le sue 2 o 3 fasi di rielaborazione, seicentesca, settecentesca e poi dell'ultimo grande restauro del 17, e con dentro tutte le cose che ci sono dentro. E poi la chiesa di Santo Stefano lì vicino, anche quello è uno scrigno assolutamente straordinario, questa chiesa di fine 400 ma che sembra trecentesca e che contiene oggetti assolutamente straordinari e tutti da scoprire. E quindi ha ancora senso parlare di Belluno, città splendente, questo è il significato del nome storico della nostra città, del capoluogo delle Dolomiti? Certo, soprattutto quando il tempo ci aiuta, e nella giornata di Pasquetta sicuramente dovrebbe essere così, dice il meteo, ma è splendente anche soprattutto come qualcosa da scoprire, come un regalo che ti arriva, e c'è una carta lucida intorno, ma devi anche riuscire a trovare la pazienza e ad avere il tempo di aprirlo e di prenderti la briga di studiarla un minimo. Belluno è un po' fuori dai grandi percorsi del turismo italiano e anche veneto. Bisogna fare questo piccolo sforzo, ma vale sicuramente la pena. Vale la pena, grazie Marco Perale, vi ringraziamo, quindi vi invitiamo a venire a visitare Belluno. Dalla Piazza del Duomo è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Tiziana, grazie davvero a te Marco Perale e a Stefano Bossi che ha curato la parte tecnica. E noi ritorniamo nel veneziano, ma non a Venezia, ma sul litorale, sulle spiagge. Vedo già collegato il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Buona Pasquetta, sindaco. Buongiorno, buona Pasquetta a voi, grazie dell'invito. Allora, facciamo il punto fra pochissimo, abbiamo 2 minuti di pubblicità e poi partiamo da Jesolo, dal sindaco De Zotti. A fra poco.
Di nuovo in diretta per raccontarvi questo lunedì dell'Angelo in Veneto. Avete visto, ci siamo collegati con Padova, con la piazza antistante la Basilica del Santo, poi con Venezia. Siamo ritornati anche sulla messa pasquale di ieri, officiata dal Patriarca Moraglia e che abbiamo seguito in diretta. Siamo andati nelle Dolomiti bellunesi, sia con il capodelegazione del soccorso alpino che con la nostra Tiziana Bolognani da Belluno città. Adesso ritorniamo al mare, ve l'ho già presentato il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Jesolo che resta una delle mete predilette per la Pasquetta. Possiamo dire di fatto, sindaco, che questa giornata apre ufficialmente la stagione balneare o quasi? Sì, assolutamente sì. In termini di presenze torniamo alla nostra normalità, quella di una primavera che in realtà è già iniziata il weekend scorso con l'evento degli Aquiloni, che è stato il più grande in questo genere a livello italiano. Questo weekend, grazie anche al bel tempo, le temperature non sono ancora caldissime, ma il sole non ci ha abbandonato. Possiamo dire effettivamente che da qui inizia la grande cavalcata che ci porterà fino ad autunno, con un'estate che ad oggi, guardando un pochino le previsioni e i dati che ci danno le strutture ricettive, sembra un'estate assolutamente positiva, forse anche a livelli superiori rispetto al pre-Covid, però ovviamente questo lo diremo a fine estate. I conti si fanno sempre alla fine. Poche settimane fa è stato nostro ospite anche il presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, che diceva da questo punto di vista siamo tranquilli, e quello che a noi serve paradossalmente adesso è più la manodopera che i turisti. Conferma, sindaco? Ma assolutamente sì, i dati che abbiamo, ma non sono solo di Jesolo, riguardano un po' tutta la costa veneta. Il prodotto balneare veneto esce rafforzato dalla pandemia. È stato anche un momento per innovare ulteriormente la nostra offerta e scoprire anche dei mercati diversi, in primis quello italiano, quello di prossimità. Quindi usciamo forti, le previsioni non sono solo su Jesolo, ma ripeto, tutta la costa veneta sono positive. In questo momento i problemi sono due: uno è quello recente legato ai costi energetici, ma questo sembra in una fase per fortuna di miglioramento. L'altro tema è quello legato alla manodopera, ma vediamo che il comparto turistico soffre un po' degli stessi problemi che hanno molti altri comparti produttivi, quindi noi stiamo cercando, appunto, assieme alle categorie economiche, di rendere più appetibile il lavoro nel turismo attraverso dei modelli contrattuali diversi, e questo è una nota di merito che va data sia alle organizzazioni datoriali ma anche ai sindacati, che in questi giorni hanno concluso un accordo storico sui premi di produttività nel mercato turistico, dall'altro anche cercando di migliorare le condizioni di vita di chi lavora nel turismo, con la prima foresteria destinata ai dipendenti delle strutture ricettive, che è stata aperta a Jesolo durante questo inverno, e che è solo la prima di una serie di iniziative che appunto vanno a cercare di migliorare la qualità di chi lavora nella nostra città e quindi rendere più appetibile il mercato turistico. Assolutamente, lo avevamo illustrato, c'è questa foresteria che sta diventando un modello anche per altre località balneari, che potrebbe essere la prima di una serie, perché sappiamo che uno dei problemi per la manodopera stagionale è quella di trovare proprio un alloggio, sostanzialmente. Di questo stiamo parlando, sindaco, e quindi l'amministrazione, gli albergatori e quant'altro stanno correndo ai ripari. La stessa associazione, se non erro, ha anche attivato un sito per incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Da questo punto di vista potrebbe cambiare anche l'atteggiamento nei confronti del fenomeno migratorio. Mi spiego, c'è tutto il tema dei flussi migratori. Non le chiedo tanto un commento politico quanto istituzionale. Beh, assolutamente. Recentemente con i sindaci della Costa Veneta abbiamo prodotto uno studio del professor Feltrin, che dava un dato oggettivo, se ci pensiamo, ovvero che con l'invecchiamento della popolazione e con la denatalità ci sono sempre meno persone e è una questione matematica, che possono lavorare, e quindi il fatto che il turismo, ma anche altri
comparti produttivi non trovino manodopera è proprio figlio di questa logica matematica, e l'unico modo per compensarla è quella di aprire a flussi migratori appunto per chi vuole lavorare nelle nostre spiagge, e mi pare che comunque anche il governo abbia un pochino questa idea e abbia aperto anche a un incremento del numero dei flussi di extracomunitari che vengono a lavorare anche per finalità stagionali, quindi probabilmente questa è una delle strade da perseguire per cercare di garantire la manodopera per le nostre spiagge e per le nostre strutture ricettive. E qui vediamo un po' di immagini di archivio, ovviamente riferite alle precedenti estati, ma insomma è arrivato il momento di pensare anche all'estate e il tempo di questi giorni, le temperature non aiutano, ma il sole c'è e la voglia di mare anche, perché ci dicono, tra l'altro ci confermano che a Jesolo, mi corregga se sbaglio sindaco, sono arrivati questa mattina 30 pullman, soprattutto nella zona di Piazza Mazzini, che sono in corso controlli incrociati da parte delle forze dell'ordine, compresa la polizia locale. Non si sta segnalando nulla di anomalo, mi corregga sempre se sbaglio sindaco, e qualche ragazzino è stato pizzicato con un po' di birre, con qualche sacchetto. Vediamo anche le immagini, chiedo a Francesco Cerone, ecco, questo è uno dei sequestri, a dimostrazione che state vigilando sul fenomeno della movida. Sappiamo che se ne parla sempre a Jesolo, e non solo a Jesolo, ma soprattutto per forza di cose a Jesolo. Sì, io sono diventato sindaco l'estate scorsa in una situazione un po' caotica per la città, che appunto era quella legata all'esplosione del fenomeno della movida selvaggia, anche se in realtà non c'era una situazione fuori controllo, ma c'erano delle situazioni specifiche che andavano regolate. Già l'estate scorsa con una serie di ordinanze siamo intervenuti in maniera importante. Ovviamente i risultati non sono garantiti per sempre, quindi è necessario mantenere un'attenzione costante. Quindi quest'estate abbiamo per la prima volta introdotto in maniera definitiva, quindi non più con ordinanze a spot, il divieto nei giorni di festa, quindi nei weekend, e si è partiti appunto da questo periodo pasquale del consumo e detenzione di bevande alcoliche in suolo pubblico. Agiamo anche in maniera preventiva, quindi questa mattina abbiamo concordato con la polizia locale il controllo di tutti quei pullman di ragazzi che vengono giù per fare la Pasquetta a Jesolo, quindi cerchiamo di prevenire che la Pasquetta diventi Pasquetta alcolica, che è assolutamente, oltre che un tema sociale, quindi vogliamo chiaramente dire che è necessario avere un uso consapevole degli alcolici, e quindi nel rispetto di se stessi e degli altri. C'è anche un tema ovviamente di sicurezza, quindi dobbiamo cercare di prevenire il più possibile quei fenomeni che poi possono portare a degenerare, quindi anche alle risse e a quelle situazioni che conosciamo. Quindi sindaco, diciamo che quella di oggi, il Ponte Pasquale più in generale, è stato un po' un banco di prova anche per voi da questo punto di vista. Tra l'altro questa sera nel corso del nostro telegiornale vi racconteremo anche delle aspettative e dell'entusiasmo dei giovani trevigiani che questa mattina hanno preso il primo pullman per Jesolo. Sul posto c'era il nostro Lucio Zanato, quindi c'è questo aspetto, c'è l'aspetto ovviamente della prevenzione, della repressione quando serve, ma poi c'è l'aspetto del divertimento, che insomma è fondamentale un po' per tutti, no sindaco? Bisogna sempre trovare il giusto mezzo. Assolutamente, noi siamo città per i giovani e città di divertimento, e vogliamo continuare ad esserlo. Ovviamente è necessario capire che il divertimento non significa sballo, significa un divertimento sano e responsabile. Chi vuole venire a Jesolo con questo spirito è assolutamente benvenuto, e tutte le nostre strutture e gli operatori sono in grado di soddisfare questa domanda di divertimento. Abbiamo voluto però avviare anche una campagna comunicativa che rendesse chiaro il messaggio, che non è un messaggio proibizionista, ma è un messaggio positivo. Abbiamo chiamato questa campagna Nel posto giusto, ovvero vogliamo dire esistono i posti dove divertirsi, esistono i posti dove poter consumare anche in maniera responsabile le bevande alcoliche, quindi è necessario che il divertimento trovi uno sfogo positivo e non si trasformi, come abbiamo visto, in risse, in fenomeni che non garantiscono la sicurezza, non garantiscono la tranquillità,
ma anzi sono controproducenti, e quelli sono i fenomeni che non vogliamo a Jesolo. Sindaco, grazie davvero, buona Pasquetta e buon lavoro. Ci aggiorniamo presto perché insomma la stagione è alle porte e i temi come sempre poi per le città balneari sono tantissimi. Grazie Christopher De Zotti. Grazie a voi per l'invito, buona Pasquetta e buon lavoro. E noi continuiamo a raccontarvi la Pasquetta dei Veneti, in questo caso la Pasquetta dei Veneti nel mondo, in particolare i trevisani nel mondo. Ecco, li vedo collegati, li saluto e li ringrazio dal Rio Grande do Sul, Brasile, il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, buongiorno sindaco, e il presidente dell'associazione Trevisani nel mondo, Franco Conte. Buongiorno e ben trovato presidente, è un piacere. Allora, buona Pasquetta innanzitutto, però insomma adesso dovete farci capire perché siete in Brasile, che cosa sta accadendo in questi giorni in Brasile. Noi abbiamo tante belle immagini da mostrare ai nostri telespettatori e io partirei da lei, Presidente Conte. Che cosa sta avvenendo in questi giorni in Rio Grande do Sul? Allora, prima di tutto c'è da dire che qua in Brasile oggi, il giorno di Pasquetta, si lavora normalmente come tutti gli altri giorni, non è il giorno di festa. Ecco, noi siamo qua perché il comune di Valdobbiadene ha in animo di sottoscrivere alcuni patti di amicizia con città con cui è accomunata Valdobbiadene per la produzione del vino. Per l'occasione, noi come Trevisani nel mondo abbiamo fatto un incontro di tutte le sezioni del Rio Grande do Sul, e sono 10, perché le rappresentanze nostre, la presenza di discendenti di veneti è veramente forte in questa parte del Brasile. Rio Grande, assieme a Santa Caterina, è uno dei principali stati in cui sono arrivati gli emigranti italiani sia a fine Ottocento che nel periodo tra le due guerre, molti anche nel secondo dopoguerra. Quindi c'è una presenza forte. C'è un modo di vivere che assomiglia molto a quello dei trevisani, tranne che il giorno del Pasquetta in cui si lavora e non si fa festa. Ecco, quindi abbiamo messo insieme queste due iniziative proprio per dimostrare anche la nostra presenza, la nostra vicinanza agli emigranti e ai discendenti degli emigranti veneti. Ecco, diciamo che non si festeggia la Pasquetta in Rio Grande do Sul perché non c'è il Piave, quindi non ci sarebbe il modo di festeggiarla al Piave. No, ma c'è un fiume qua che è altrettanto bello rispetto al Piave, con paesaggi stupendi, con possibilità di mangiare molto bene e di bere del buon vino. Ecco, e quindi mi pare di capire, sindaco Fregonese, che il vino è il fil rouge che collega in questo momento la terra trevigiana, Valdobbiadene, la terra del Prosecco al Rio Grande do Sul. Quindi ci spieghi un po' lo spirito di questa iniziativa. Se il vino è l'elemento che ci ha collegato, in realtà quello che stiamo scoprendo e studiando in questi giorni molto interessanti, con incontri davvero proficui, è che probabilmente, anzi sicuramente, per le origini comuni che abbiamo, trevigiane e venete, ci sono molti aspetti che ci legano, certamente l'enogastronomia, ma anche la crescita ricettiva turistica, il legame forte che vogliamo avere con le scuole. A Valdobbiadene abbiamo un'importante scuola di ristorazione, la DF, ma anche le scuole superiori con il liceo linguistico, istituto tecnico turistico, quindi opportunità per far crescere i nostri giovani. E alla base di tutto certamente ci sono le sezioni dei trevisani nel mondo, perché la conoscenza e la fiducia deve essere alla base di qualsiasi rapporto di conoscenza e crescita comune. Quindi ci sono interessanti elementi. Peraltro ho scoperto un Brasile che, almeno per la parte a sud della regione di Rio Grande do Sul, insomma, con grande spirito imprenditoriale, belle aziende, una voglia di crescere
che è comune, che è simile al Veneto, quindi insomma noi ci crediamo molto e vogliamo lavorare per questo. Quindi non è solo una questione di radici culturali e di colture, in questo caso del vino, ma è proprio una questione di prospettive anche future, di collaborazione, una collaborazione che deve essere anche economica. Presidente Conte, parliamo comunque di un territorio tra i più veneti al mondo. So che in quelle zone del Brasile in particolare si parla ancora il veneto, magari in una forma rielaborata, ma si parla ancora. È una forma all'antica, la lingua che si parla attualmente è italiano, che è un miscuglio di dialetti veneti, in parte anche trentini, perché ci sono anche molti trentini in queste località. Ricollegandomi a quanto detto un attimo fa dal sindaco di Valdobbiadene, ecco, io aggiungo questo: è molto più facile che possano nascere delle sinergie tra persone che hanno le stesse origini, che hanno le stesse forme culturali, che hanno le stesse abitudini, che non tra località o tra persone che sono distanti tra di loro. Quindi il motivo per cui riteniamo importante questo tipo di rapporto è proprio legato a questo. Le radici comuni sono un aspetto fondamentale per quanto riguarda quella che io definisco la modernità della nostra associazione. Noi abbiamo molti discendenti di emigranti che sono attaccati alla terra dei loro nonni, dei loro genitori, questo è giusto che ci sia. Dobbiamo guardare però a questa nuova modalità di approccio con i discendenti degli emigranti, accomunando anche degli interessi economici che devono esserci tra i rispettivi paesi. Adesso siamo a Bento Gonçalves. Bento Gonçalves fa parte dell'Associazione Città del Vino. La bandiera è stata consegnata ad un altro trevigiano, Floriano Zambon, ex sindaco di Conegliano, quando era presidente di questa associazione, e anche questo è un motivo, credo, di soddisfazione per noi, che Bento Gonçalves sia già, non diventerà, ma sia già un punto di riferimento importante per quanto riguarda questa associazione, che ricordo è un'associazione tipo mondiale. Certo. Ci sono tantissime città appartenenti a stati e a continenti diversi che ne fanno parte. Senta, Sindaco Fregonese, lei mi ha mandato, e la ringrazio, diversi contributi video, foto che stiamo mandando in onda. Questo in particolare mi riferisce di un territorio disseminato di leoni di San Marco sostanzialmente. Questo dove si trova? Santa Teresa, che è un piccolo comune qui vicino, lo abbiamo visitato ieri col vice sindaco, abbiamo passato la Pasqua assieme, e questo leone di San Marco è stato donato dalla Regione del Veneto nel 2016, è venuto il presidente Zaia all'inaugurazione, e bello vedere insomma l'orgoglio col quale i cittadini di questo paese, che peraltro è anche gemellato con San Biagio di Callalta, insomma l'orgoglio col quale hanno voluto mostrarci il leone di San Marco. Insomma, ho avuto anche l'occasione di mandare dei messaggi al presidente Zaia, che appunto ha salutato e ringraziato per questa presenza, ma devo dire che l'italianità, la cultura veneta e trevigiana la si nota in ogni comune che si va a visitare. Ci sono tante testimonianze, immigrati trevigiani, insomma. Penso sia una questione anche di emozioni, affettiva. Mi pare che il collegamento si sia un attimo frizzato proprio in questo istante. Vi ricordo, collegati sono il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, e il presidente dell'Associazione Trevisani nel Mondo, Franco Conte. Si stanno ricollegando, insomma sono a migliaia di chilometri di distanza, ma come vedete il legame è profondo.
profondo, le radici sono profondissime, quindi c'è l'emozione del ritrovarsi, ma c'è anche il pragmatismo, quello di mettere in piedi nuovi progetti di collaborazione. Un trade union per l'appunto è il vino, la cultura del vino dalle terre del Prosecco al Rio Grande do Sul. Parliamo di una regione che si trova a sud del Brasile, che confina di fatto con l'Argentina e che è stato territorio di una fortissima immigrazione dal Veneto, dal nord-est in generale, anche dalla provincia di Belluno, dalla zona del Feltrino in particolare, paesi interi che a fine Ottocento si portavano per l'appunto in questo angolo di Brasile e hanno dato il via a tutta una serie di iniziative, di città, fondato delle vere e proprie città che inizialmente avevano nomi veneti, poi con il tempo ovviamente si sono aggiunti altri paesi, altre componenti e parliamo di una delle zone più ricche anche del Brasile, una vera e propria locomotiva. Vedo che il sindaco forse adesso è ritornato, si sono ricollegati. Eccoci, sindaco Fregonese. Ho parlato appunto del legame profondo tra Veneto e Rio Grande do Sul. Mi piacerebbe avere da voi un racconto delle emozioni. Immagino che siano incontri anche emotivamente forti questi con le persone del Rio Grande do Sul. Tanti si sentono ancora profondamente veneti. Sì, assolutamente. Allora, è un'emozione ogni volta che si incontra una persona sentire il racconto della propria provenienza. Insomma, chi ci ha raccontato avere antenati a Miane, Follina, Vittorio Veneto, insomma, ci raccontano dei nostri paesi per come li hanno conosciuti loro, per le famiglie che vi hanno vissuto, quindi questo sicuramente è emozionante, ma poi insomma emozione anche vedere come qui queste famiglie che 100 anni fa, 120 anni fa sono arrivate nella povertà, come abbiano saputo riscattarsi, costruire delle relazioni sociali, ma arrivare anche ad avere a gestire delle aziende di assoluto interesse. E tutto quanto è sempre stato fatto avendo insomma la memoria probabilmente delle difficoltà che i nostri stessi antenati hanno avuto anche in territorio veneto e trevigiano, e quindi questi elementi che ancora si percepiscono lasciano sicuramente qualcosa dentro. Questo è il Cristo, mi spiegava, di Encantando. Sindaco, ci spieghi un po', ci faccia un po' da cicerone. Allora, Encantado è un comune col quale abbiamo già stipulato 4 anni fa un patto di amicizia, un comune di 22.000 abitanti, molti di origine appunto trevigiana, per volontà del precedente sindaco Adroaldo, che purtroppo è venuto a mancare un paio di anni fa, si è iniziata la costruzione di questo Cristo, che sarà il Cristo più grande del Brasile, 43,5 metri di altezza, è il terzo più grande al mondo. Probabilmente a novembre di quest'anno sarà inaugurato, un'opera incredibile davvero, lascia senza fiato. Un elemento interessante è che ad oggi, in fase di costruzione, quindi non ancora aperto al turismo religioso, ha già avuto 250.000 visitatori e Encantado sta costruendo strutture ricettive di vario genere proprio per prepararsi al grande flusso di turisti religiosi che verrà qui in Encantado. E Presidente Conte, prego. Presidente. Se posso aggiungere una cosa rispetto
a quanto è stato detto prima sulle emozioni che si provano. Ecco, ieri eravamo nella piazza di Santa Teresa, dove c'è quella Leone di San Marco che si è visto prima. Ecco, a pochi metri di distanza c'è un campanile, il campanile della chiesa di Santa Teresa, che è esattamente identico al campanile di Fagarè, frazioni di San Biagio di Callalta. C'è un motivo per cui ci sono questi due campanili a distanza di oltre 11.000 metri uguali. Allora, un emigrante di San Biagio, originario di San Biagio di Callalta, l'ingegnere Massimiliano Cremonese, negli anni 20, dopo aver realizzato il campanile del suo comune, è emigrato, è venuto in Brasile e ha costruito un campanile identico. Vuol dire che c'è un forte attaccamento, credo sia un segnale molto importante questo, c'è un forte attaccamento dell'emigrante con la terra sua di origine. Ecco, noi l'abbiamo vissuto in questi giorni, quando incontravamo le persone di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, ecco, tutti ci dicevano i miei erano originari di Ciccione di Valmarino, di Miane. Abbiamo incontrato anche un vescovo qua, originario appunto di Miane, di Morgano. Ecco, la presenza di Treviso in questa zona è veramente forte. Noi abbiamo nel Rio Grande del Sul 11 sezioni di trevisani, quindi credo che sia un'espressione questo appunto che laddove ci sono le sezioni c'è la volontà di tenere il legame vivo e di tenere il legame forte, interpretando il ruolo delle associazioni, ma non solo quelle dei trevisani, ma anche quelle dei vicentini e dei bellunesi, con quella nuova modalità che dicevo prima. C'è un forte aspetto emotivo, ma c'è anche, e questo vuol dire guardare al futuro, la volontà di creare delle sinergie in maniera tale che possano nascere delle collaborazioni importanti da un punto di vista dello sviluppo economico, dello sviluppo industriale. E qua vediamo tra l'altro tutti gli stendardi di queste sezioni del Rio Grande do Sul. Anche qui reporter il sindaco di Valdobbiadene Fregonese. Quindi vedete schierate tutti questi stendardi che dimostrano quello che ci diceva il Presidente Conte. Senta, Presidente, quali saranno i prossimi appuntamenti della vostra associazione? Ha in programma un altro viaggio? Quale sarà il prossimo? Beh, il prossimo viaggio già programmato è in Australia nel mese di ottobre, seconda metà, perché in Australia c'è l'abitudine che ogni 3 anni viene fatto un congresso di tutte le sezioni dei trevisani nel mondo dell'Australia, a rotazione. Quest'anno verrà fatto a Melbourne, quindi ci sarà una delegazione nostra che parteciperà a questo convegno. Ma c'è in programma un viaggio in Messico, da parte mia c'è il desiderio, perché è un paese a cui sono molto attaccato, di tornare a visitare l'Argentina, dove abbiamo altrettanta forte presenza di emigranti trevisani. Ricordo inoltre che ci sarà il 30 di luglio il convegno mondiale che verrà celebrato in Consiglio, dove arrivano trevisani da tutte le parti del mondo, oltre che dalle nostre sezioni presenti in provincia di Treviso e in altre città italiane come Arborea, come Latina, come Torino, Chieri. Insomma, sarà un anno particolarmente intenso. Chiudo con lei, Sindaco Fregonese, quando rientrate e quali sono gli incontri che avete in programma nelle prossime ore? Perché ricordiamo adesso in Rio Grande do Sul sono le 7:58 del mattino più o meno? Le 8? Ci sono 5 ore di differenza. Ok. Beh, noi rientriamo di fatto domani sera, ma arriviamo dopodomani a Venezia. Ci vuole quasi un giorno con gli scali. Gli incontri sono stati intensi in questi giorni. Abbiamo rafforzato il patto di amicizia con Incantado per un futuro gemellaggio. Abbiamo sottoscritto un patto di amicizia con Bagè, altro comune di 121.000 abitanti del Rio Grande do Sul. Oggi siamo a Bento Gonçalves e avremo questa mattina delle visite ad alcune aziende. Peraltro ho avuto modo già di vedere delle cantine veramente belle architettonicamente, dei vigneti
interessanti. Faremo delle visite stamattina e nel pomeriggio sottoscriveremo un patto di amicizia con quel comune di Bento Gonçalves. Quindi stiamo chiudendo questa settimana molto, molto intensa con questi 3 patti di amicizia e con le conoscenze delle sezioni dei trevigiani nel mondo e di molti trevigiani qui del Rio Grande do Sul. Prima di chiudere vorrei anche, ne approfitto, magari giro la telecamera perché vi faccio vedere qui i nostri amici, abbiamo qui presenti che vi salutano. Ecco, quello che saluta con i capelli bianchi è Luciano Murer, che è il nostro principale collegamento con il Brasile, con il Cantado, ma con tutta la regione. Lui ha la cittadinanza onoraria. Sindaco, non la sentiamo più. Incantato. Dai, Luciano, un saluto. Ecco, allora la sento male adesso, Sindaco. Ecco, sentiamo. Ecco, un saluto da Luciano Murer. Un saluto Veneti del Veneto. E qui io saluterò i Veneti italo-veneti. Mi sembra giusto. Allora un saluto Murer e un saluto a tutti a questo punto. Sindaco Fregonese, grazie davvero, è stato molto bello questo collegamento, molto significativo. Quindi grazie Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, grazie sindaco, grazie Franco Conte, presidente dell'Associazione Trevisani nel Mondo. Grazie e un saluto, una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i trevisani nel mondo, a tutti i veneti nel mondo. Sono sempre tanti quelli che ci seguono anche via streaming, quindi veramente buona Pasqua a tutti. A presto, grazie. Allora, noi continuiamo a raccontarvi questo nord-est alle prese con il ponte Pasquale. Adesso una storia che arriva dal Bassanese, da Tezze sul Brenta. Potremmo chiamarlo l'uomo dei capitelli. Vediamo perché. Incontriamo Francesco Cerantola lungo la pista ciclabile a Campagnari di Tezze, nel punto in cui ha realizzato ben 3 capitelli, edicole votive dove le persone si fermano per depositare un fiore, una candela e recitare una preghiera. Una grande passione, la sua, nata 60 anni fa. Il primo che ho fatto assieme a Savio Pietro, l'ho fatto in via Tre Case, l'ho fatto che avevo 18 anni. Poi è stato fermo un periodo, adesso sono 10 anni che abbiamo fatti, sono arrivato a quota 24. Capitelli che si trovano soprattutto nel comune di Tezze, costruiti in segno di devozione ai santi, spesso dedicati alla Madonna. Mangia tanta polvere per farli perché bisogna segare la pietra e poi con il motopicco si rompe, insomma si fa e poi si mette il pavimento, si fa tutto quanto quello che c'è da fare. Comunque io li faccio tutti quanti per Luca Marchetti, i capitelli, è lui che ha l'iniziativa di farli, io li faccio. L'ultima opera votiva che Cerantola ha creato è per proteggere questo grande crocifisso in legno posizionato all'ombra degli olivi. Abbiamo piazzato il vetro l'altro giorno nel plexiglass e messo il ghiaione qua davanti e si vede proprio tutta la gente che passa, si ferma e dà un'occhiata, magari fa il segno della croce, una preghiera, insomma è un bel segno. Ogni capitello ha un sacco di oggetti sacri, diciamo, no? Perché ci sono immagini della Madonna, altre candeline, fiori. Vuol dire che la gente ci tiene che ci siano questi capitelli, sono significativi per uno che ci crede. Il terzo capitello, quello famoso del lato vandalico di fine anno. Questo come vede ha un sacco di oggettini sacri, diciamo, no? Il fiore, la croce, è bello. Questo qua è quello che è stato vandalizzato, è stato restaurato molto bene. Adesso speriamo che più nessuno ci metta la mano.
Questa la storia raccontata dalla nostra Monica Smiderle da Tezze sul Brenta. Adesso noi ritorniamo a Treviso, Treviso che è sempre più città amica dei bambini. Un ambiente sano, scuole che tengono conto dei bisogni dei bambini e degli adolescenti, sindaco e amministrazione disposti a investire, sport e verde pubblico e molto altro. Treviso ha rispettato una serie di richieste e ora ha ottenuto dall'Unicef la patente, che si chiama accreditamento, di città amica dei bambini. A far ottenere il risultato i soldi del comune, l'entusiasmo di decine di associazioni di volontari, il lavoro di Spazio Famiglia, la struttura pubblica e il gioco di squadra. L'accreditamento conclude un percorso difficile, condizioni rigide, controlli rigorosi, prossima verifica tra 2 anni. Ci sarà una verifica fra 2 anni, qualsiasi amministrazione sarà, questa naturalmente sarà tenuta a soddisfare e a realizzare gli obiettivi che abbiamo dato. Anche i numeri sono importanti. A Treviso, su circa 85.000 residenti, oltre 12.000 sono minorenni, ovvero il 14% del totale, leggermente al di sotto del 15,6 nazionale. Ogni anno in città nascono qualche bambino e bambina in meno dell'anno precedente, ovvero poco più di 500. Infine a Treviso ci sono 7.200 famiglie con almeno un figlio o figlia minorenne, di cui quasi 3.000 sono le famiglie con figli che hanno tra 0 e 5 anni. Perché poi il tema è molto complesso, quello dell'infanzia, della demografia. Nei giorni scorsi i dati allucinanti per certi versi dell'Istat, con una provincia, quella della Marca Trevigiana, che invecchia sempre di più. Quindi diciamo che ci sono diverse sfaccettature di questo fenomeno, di questo, diciamo così, mondo variegato che è quello dell'infanzia. Ma noi continuiamo a parlare di infanzia, adolescenza, inclusione sociale. All'M9 di Mestre gli studenti dell'Istituto Nightingale di Castelfranco e i ragazzi con disabilità del centro Atlantis sono stati premiati nel concorso sulla tutela del patrimonio veneto. È racchiusa in questo grido di gioia la soddisfazione degli studenti dell'Istituto delle Scienze Umane Nightingale e i ragazzi del Centro per Disabili Atlantis di Castelfranco, che all'M9 di Mestre sono stati premiati in occasione della 12ª edizione del concorso organizzato da Regione, UMPLI e Ufficio Scolastico Regionale in occasione della Festa del Popolo Veneto. 73 le scuole provenienti da tutta la regione che hanno partecipato con 89 progetti diversi. Atlantis e Nightingale hanno conquistato il premio nell'ambito 3, la valorizzazione del patrimonio immateriale del Veneto, sezione leggende e misteri, con il video La tenebrosa leggenda della regina Cornaro, che racconta la leggenda e il viaggio della regina da Asolo a Venezia, che a causa del suo carattere egoista e arrogante l'ha portata ad un triste epilogo. Un vero e proprio progetto di inclusione dove sia gli studenti che le persone con disabilità si sono sentiti davvero cittadini di questo territorio che hanno scoperto grazie alla leggenda della regina Cornaro. Permette ai ragazzi di riuscire a intraprendere un primo approccio con persone e con il territorio e con i servizi presenti nel nostro territorio, nel quale loro poi nel futuro potranno si potranno inserire in questo contesto. Un'esperienza di collaborazione tra cultura e inclusione che ha portato gli studenti a lavorare fianco a fianco con gli ospiti del Centro Atlantis nella realizzazione della scenografia, dei costumi, delle riprese e del montaggio. L'Istituto Nightingale al Centro Atlantis oggi ha testimoniato uno dei valori fondamentali del Veneto e che a Castelfranco si rendono concreti, cioè quello dell'inclusione, quello della solidarietà. Vi stiamo raccontando questa Pasquetta in Veneto. All'inizio lo abbiamo fatto con le forze dell'ordine, il comandante della Polizia Locale di Treviso Andrea Gallo, poi con Alex Barattin, capodelegazione del Soccorso Alpino delle Dolomiti Bellunesi, ma sono tante le figure professionali che lavorano durante le festività, anzi soprattutto durante le festività in taluni casi. Pensate agli operatori sanitari. Ieri tra l'altro il SUEM di Treviso ha registrato tantissime chiamate per indigestioni, per situazioni un po' al limite derivanti da abbuffate varie. E poi ci sono gli operatori che lavorano nelle case di riposo.
boss, lavoro in una struttura e mi tocca lavorare per Pasqua e Pasquetta. Si fa volentieri oppure è pesante lavorare a Pasqua e Pasquetta? Per me volentieri, stare in una struttura vicina agli anziani, ben venga, lo faccio molto volentieri. Aperte tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, le residenze per anziani, dove chi lavora in questi giorni di festa cerca di creare un'atmosfera di casa per gli ospiti. Festeggeremo qualcosa, sì. Faremo un po' di attività, un po' di animazione, sì. Com'è essere al lavoro a Pasqua? Guardi, sono tantissimi anni che faccio questo lavoro e ormai sono quasi abituata, cioè nel senso che le feste non si fanno poco in famiglia. Operatori che sono diventati anche famiglie per gli ospiti dei centri servizi per anziani nel periodo durissimo del lockdown. Non hanno sempre i familiari e quindi anzi c'è stato un periodo dove non li hanno proprio visti, quindi siamo noi un po' la loro famiglia, diciamo, ecco. E quindi sia Natale, Pasqua, abbiamo ricordato le palme, poi insomma adesso è iniziato c'è anche l'animazione, però durante le festività e i weekend l'animazione non c'è, quindi insomma cerchiamo un po' di animare noi, insomma, ecco. Faremo comunque dei giochi con i vecchietti per farli sorridere a me e anche loro che sono chiusi lì dentro. E poi si spacca l'uovo. Ovvio, si mangia tutto. Quindi un buon lavoro a chi lavora nelle case di riposo e ovviamente tanti auguri anche agli ospiti, alle nonne e ai nonni che ci seguono ogni giorno. Io ritorno per un attimo alla cronaca e poi vi saluto. Queste le immagini dell'incidente di ieri pomeriggio a Motta di Livenza. Sapete, questo scontro ci ha riferito il nostro Lucio Zanato che si trovava poco fa in diretta dal luogo, uno scontro frontale. C'è questo bambino in condizioni davvero critiche di 2 anni nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova. Le condizioni sono stazionarie, sono gravi, la prognosi però appunto resta riservata, quindi ovviamente vi terremo aggiornati su questo fatto. Tanti poi i fatti che vi abbiamo raccontato anche oggi, una giornata in evoluzione con le forze dell'ordine impegnate a controllare le strade del Veneto. Nel pomeriggio è atteso un aumento dei flussi inevitabile anche di rientro verso le città, dal mare alla montagna. E io vi ricordo in ultimissima battuta l'appuntamento di questa sera su Antenna 3 alle 21 precise. Torna grandissima richiesta il coro dei cori, la manifestazione che vi avevamo trasmesso sabato 1° aprile in diretta dal Duomo di Motta di Livenza. Ebbene, questa sera ritorneremo a mostrarvi questa serata che ha avuto un grande successo e che in tanti ci chiedete di rivedere. Io ringrazio dalla regia Francesco Ceron e Tony Paul, vi lascio le previsioni del tempo e noi ci rivediamo ovviamente questa sera a partire dalle 19:30. Buon proseguimento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pasquetta, venti da nord e pressione in aumento, sinonimo di bel tempo sul nostro territorio. Il dettaglio di lunedì 10 aprile. Sul Veneto sarà asciutto e stabile e non si verificheranno precipitazioni. Avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo velato. Temperature un po' in aumento, minime tra 2 e 6 gradi, massime invece tra i 16 e i 18 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, senza piogge, il cielo si presenterà limpido o poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime comprese tra i 15 e i 17 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà soleggiato con delle nubi in transito nel pomeriggio, ma del tutto innocue. Temperature minime intorno ai 4-5 gradi, massime sui 18-21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.